Coldiretti Veneto ed Expo Milano, al via una settimana ricca di iniziative, protagoniste le 7 province della regione. Ad aprire il calendario degli eventi ieri è stata Padova. Alberto Bragaglia. A Expo Milano la Coldiretti del Veneto anima un'intera settimana con iniziative legate alle 7 province della regione. È cominciato a Padova con le proposte dei centrifugati vegetali per facilitare l'abbronzatura curati da un'azienda di Borgoricco e con il panettone della pasticceria del carcere Due Palazzi, l'Officina Giotto, nella versione al fior d'arancio, ovvero ripieno di uvette ammollate per 24 ore nel moscato fior d'arancio passito dei Colli Euganei. Siamo orgogliosi per un giorno di essere insieme al carcere di Padova, alla pasticceria, alla gelateria, alla Coldiretti, protagonisti di Expo. È un coronamento di un'attività che dura da anni, di una ricerca, di una qualità, di una professionalità all'interno anche di una situazione di disagio sociale quale è quella del carcere. Dopo Padova, nello spazio Coldiretti all'Expo toccherà a Venezia con le torte caserecce preparate da Donna Impresa, poi Verona che proporrà un risotto da Guinness, poi Rovigo, Vicenza, Treviso, per finire domenica prossima con Belluno, che avrà sì prodotti tipici delle montagne, ma anche un assaggio delle creazioni di famosi maestri gelatai. Agricoltura comunque non è solo produrre, ma agricoltura è anche trasformare, agricoltura è anche artigianato, agricoltura è anche rispolverare gli arti e gli antichi mestieri, quindi l'agricoltura oggi è trasversalità, è coinvolgimento, è solidarietà.